Continuano gli incontri con il professore Pezzini della Comunità Europea, oggi si parlerà di natura, di ambiente, di ecologia. Sì, questo è il secondo appuntamento delle 5 giornate di Naro. Ringraziamo il professore Pezzini, che ricordo essere un consulente del sindaco a titolo gratuito del Comune di Naro, che oggi ci intratterrà rispetto a queste tematiche ambientali che sono fondamentali per lasciare un mondo, speriamo, pulito ai nostri figli. Oggi avremo anche il piacere di avere l'ingegnere Cappello che si occupa di energia per l'Enea, e quindi vedremo tra efficientamento energetico, poi parliamo di plastica, parliamo di rifiuti, parliamo di energia rinnovabile, vedremo di fare quelle considerazioni che ci possono aiutare ad educare i ragazzi a dei comportamenti che siano in linea con quello che deve essere il rispetto per l'ambiente, perché lo sappiamo bene, quando l'ambiente non viene rispettato, e ahimè è stata violentata la natura per troppi anni, c'è un momento che la natura si ribella e poi noi non vorremmo piangere i nostri morti, perché vogliamo prevenire quelli che sono gli stravolgimenti del clima, gli stravolgimenti dell'ambiente, e vogliamo partire proprio dai ragazzi educando loro al rispetto dell'ambiente. La situazione nel vostro comune in tal senso com'è? Beh, diciamo che per quanto riguarda la differenziata siamo a buoni livelli, e il paese, lo potete vedere, è abbastanza pulito, e questo dipende tantissimo comunque dai miei concittadini, che con grande rispetto e senso civico rispettano quelle che sono le regole. E per questo insomma siamo loro grati. Poi ci sono sempre i casi limite, ma questo è fisiologico, e lì insomma li sanzioniamo pesantemente, perché non possiamo permettere che pochi incivili distruggano la qualità di un popolo, e per noi la cifra di questo popolo di Naro dipende anche da come rispetta l'ambiente. Incide anche sul bilancio? Sì, assolutamente sì. Il bilancio, come tutti i comuni, abbiamo le nostre difficoltà, però come vedete partecipiamo a bandi, cerchiamo di essere sempre sul pezzo, e cerchiamo insomma anche con molto volontariato civico e politico di dare delle risposte ai cittadini che meritano di essere amministrati con rigore e anche con concretezza. Laddove possiamo cerchiamo di intervenire immediatamente ad ogni segnalazione, e fino adesso insomma ci siamo riusciti. Speriamo di continuare sempre su questa scia. Si parla di finanziamenti nei campi che oggi stanno molto a cuore all'Europa, cioè lo sviluppo sostenibile. Quale sviluppo sostenibile si ingegnerizza, si concretizza poi in tutto il concetto dell'economia circolare, si concretizza poi nel discorso della plastica, che è uno degli elementi di maggiore inquinamento nella nostra terra. Questi saranno gli argomenti dibattuti oggi. Ecco, l'ambiente è molto attuale, in linea anche con le manifestazioni che interessano il clima mondiale. Greta fa un po' da apripista, ha fatto da apripista per la consapevolezza di una maggiore coscienza ecologica. Certo, una maggiore la consapevolezza nell'utilizzo molto parsimonioso di ciò che la terra ci può dare. Voi fate il conto che quando nacque mio nonno nella terra c'erano 1.400.000 persone, oggi a distanza di 3 generazioni io vivo in un mondo che ha oltre 7 miliardi di abitanti. Da 1,4 miliardi siamo arrivati a 7 miliardi e mezzo nel giro di 3 generazioni. Pensate a quello che succederà in futuro se non mettiamo un limite all'utilizzo dei beni della terra e a un loro utilizzo intelligente. Il senso dell'intervento nostro è l'ABC, cioè l'energia, risparmiamo energia, l'efficienza energetica. Poc'anzi si parlava dei numeri ai quali porta l'efficienza. In questo momento l'Enea sta facendo una campagna a livello nazionale, si chiama Italia in classe A, e diciamo noi, conti alla mano, che facendo efficienza nella casa con le buone pratiche, cioè facendo attenzione a spegnere i fornelli prima, quando ormai la pasta è cotta, o tenere spenti le luci degli stand-by di elettrodomestici, o stare attento anche all'accelerazione della macchina, cioè una famiglia può risparmiare circa 10 kWh al giorno. Se teniamo conto che siamo adesso 7 miliardi, se non vado errato, a livello mondiale, ecco, 1 milione di case, tagliando così alla buona, 1 miliardo di case significa risparmiare ogni giorno con 10 kWh quello che la Sicilia consuma in un intero anno di energia. Quindi i numeri sono questi.